Ben ritrovati con le dirette di Borni in FVG, il progetto sostenuto dalla Regione che mette in rete tutti i corregionali, quindi le persone nate in Friuli Venezia Giulia e trasferite in tutto il mondo. Oggi siamo insieme a Ilaria Gianfagna. Ciao Ilaria! Ciao! Non siamo in collegamento, insomma, non è molto lontano questo collegamento, è da Milano perché Ilaria in realtà fa su e giù dall'Italia all'Australia. Lei ha fondato Just Australia, che è un'agenzia che aiuta gli italiani a trasferirsi in Australia. Un progetto davvero interessante che ci faremo raccontare tra un po'. Ilaria ha vissuto 5 anni in Australia e adesso, anche grazie all'ufficio di Milano, ovviamente insomma, si divide tra i due paesi per quanto possibile. Ilaria, tu adesso ti trovi a Milano, però so che hai seguito la situazione in Australia. La prima domanda che ti faccio, come agli altri nostri corregionali, per quello che stai seguendo ovviamente a distanza, qual è adesso la situazione del paese, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti, perché ci sono tante persone che vogliono andare giù per studio, per lavoro, poi tanti ci hanno anche scritto sulla pagina e ti farò alcune domande. Com'è adesso la situazione? Sì, allora sentite un sottofondo di campane che tra l'altro contraddistingue tutte le dirette che faccio anche su Just Australia, quindi ormai chi mi segue è abituato. Allora, la situazione in questo momento, diciamo, è sicuramente, la definirei meno drammatica rispetto magari ad altri stati, nel senso che l'Australia ha avuto pochi casi, perché proprio all'inizio, quando insomma hanno scoperto i primi casi di coronavirus, che erano tipo 8, hanno già cominciato a prendere delle misure preventive, quindi io ero lì fino a, diciamo, i primi di marzo e in realtà in quel momento lì c'erano una ventina di casi e sembrava appunto che questi casi non aumentassero e poi nel corso dei mesi ovviamente sono aumentati e sono stati tra i primi comunque a chiudere alcune tratte, no? Per esempio i voli con la Cina e poi invece si sono ritrovati insomma verso la fine con un picco di circa 3.000 casi, ma comunque su 22 milioni di abitanti anche i morti sono stati relativamente pochi. Quindi diciamo che l'Australia è riuscita a gestire meglio o forse si sono verificati meno casi per un determinato motivo, questo non lo sappiamo, però insomma la situazione tutto sommato è positiva, diciamo. Più che altro loro non hanno vissuto neanche tanto la quarantena che abbiamo vissuto noi, nel senso che all'inizio gli australiani, questo popolo super civile, ha cominciato a mettersi in quarantena prima ancora che il primo ministro annunciasse qualcosa di simile. Quindi molte persone hanno cominciato a stare a casa, le aziende hanno cominciato ad annunciare, a dire guardate che potete lavorare smart working prima ancora che ci fossero delle direttive governative. E poi piano piano c'è stata una chiusura effettivamente di qualche settimana, ma ad esempio bar, ristoranti non hanno mai veramente chiuso, sono sempre stati aperti per take away ad esempio, quindi l'economia ha subito sì dei danni gravissimi, però insomma arginati. Senti Ilaria, tu sei partita tanto tempo fa da Udine, poi sei arrivata in Australia per un progetto insomma più di studio e anche per lavoro, poi hai avuto questa intuizione insieme a un'altra persona, tra l'altro sempre un corregionale, Stefano, con cui hai avviato Gest Australia. Dopo che ho annunciato la tua presenza in questa diretta, ci sono state tante domande perché c'è tanta curiosità nei confronti dei trasferimenti in Australia. Ricordiamo esattamente cosa fai con la tua agenzia. Ok, praticamente io dico sempre aiuto tutti gli italiani che vogliono trasferirsi in Australia, fondamentalmente non solo gli italiani, poi ci occupiamo anche di altre nazionalità, però insomma per comodità di lingua diciamo soprattutto gli italiani. Quindi quello che succede è che diciamo dall'ufficio di Milano ci occupiamo un po' del visto e magari dell'iscrizione a scuola per chi vuole frequentare un corso di inglese o un corso professionale che poi magari potrebbe portarli anche a un percorso di immigrazione e poi una serie di servizi accessori che possono essere appunto, non so, l'ostello, l'assicurazione sanitaria, la traduzione della patente, una serie di servizi che poi possono essere utili una volta arrivati in Australia. Mentre invece gli uffici che sono in Australia, a Melbourne e a Sydney, si occupano fondamentalmente di rinnovare i visti di chi è già lì e quindi anche di creare dei percorsi di immigrazione per chi vuole rimanere.
quindi sostanzialmente è un po' un aiuto a districarsi tra le leggi e la burocrazia, il Dipartimento di Immigrazione e poi in particolare a Melbourne e a Sydney, ma anche a Milano, diciamo, abbiamo inventato qualche anno fa l'idea dell'info point gratuito, nel senso che siccome io stessa all'inizio mi sono trovata in difficoltà, non capivo tante cose, non c'era un punto di riferimento in italiano, quindi io e Stefano abbiamo deciso, ma facciamo così, non solo un'agenzia, ma chiunque voglia passare in ufficio a bere un caffè, salutarci, leggere la bacheca dei lavori, chiederci un consiglio, sistemare un curriculum, qualcosa lo può fare e tuttora infatti passano decine di persone al giorno anche a trovarci, insomma, e poi magari da lì si sviluppa qualcosa. Un progetto molto bello che va avanti, che sta crescendo sempre di più e adesso, a parte questa situazione di emergenza, insomma, che abbiamo visto sarà, si spera, in via di risoluzione, le opportunità di lavoro, ci hanno chiesto tra le domande, per un italiano che vuole venire in Australia, ci sono reali, è passata magari quell'ondata in cui effettivamente c'era ancora la possibilità di trovare impieghi in vari settori, insomma, qualcuno ci ha domandato con un messaggio, c'è ancora la possibilità di considerarla una terra dove trovare comunque lavoro? Sì, allora c'è da fare una distinzione. Diciamo che in generale io continuerei a definire l'Australia una terra ricca di opportunità e magari anche cioè, il mio esempio lo può dimostrare, nel senso che quando sono partita nel giro di pochi mesi abbiamo deciso di creare un'azienda, abbiamo fondato un'azienda e insomma ovviamente il percorso è stato difficile e complesso, però ci siamo riusciti, cosa che ovviamente saremmo riusciti a fare anche in Italia, ma probabilmente, non lo so, in qualche modo è stato un po' più agevole il percorso secondo me. Quindi le opportunità ci sono, l'economia secondo me funziona molto bene, nel senso che gli stipendi sono alti, il costo della vita è alto, gli stipendi sono alti e quindi in qualche modo c'è un equilibrio tra le due cose. La qualità della vita anche va considerata perché c'è, diciamo, sicuramente un balance, come direbbero loro, tra vita privata e vita professionale, insomma, non stai sempre al lavoro fondamentalmente. Meno male. Quindi le opportunità ci sono, secondo me va fatta una distinzione, nel senso esistono dei visti per chi ha meno di 31 anni, che sono i visti più richiesti, diciamo, dagli italiani, e sono dei visti che ti permettono di stare da 1 a 3 anni con un permesso di lavoro full time. È un visto ovviamente temporaneo, nel senso che a un certo punto questo visto finisce e o trovi un modo di restare oppure devi tornare a casa. E partendo sotto i 31 anni diventa tutto un po' più semplice perché comunque hai l'opportunità di migliorare il tuo livello di inglese, conoscere l'Australia, magari trovare un datore di lavoro che ti vuole tenere, non dico per sempre, però per un periodo lungo. Sopra i 31 l'accesso in Australia in maniera temporanea si traduce in uno student visa, quindi ti devi iscrivere a una scuola, fare un visto studente o di inglese o un percorso professionale e tramite questa scuola comunque ottieni un permesso di lavoro, quindi puoi lavorare part-time però, e questo comunque ti permette naturalmente di inserirti oltre che ottenere una certificazione che poi possa esserti utile in futuro per immigrare in Australia. Quindi, rispondendo alla tua domanda, le opportunità ci sono e ce ne sono tantissime, però dobbiamo ricordarci fondamentalmente 3 cose: l'età, il livello di inglese, che più è alto meglio è ovviamente, e anche il tipo di professione che svolgi e in generale il titolo di studi che hai, insomma, qual è la tua carriera, insomma. Ecco, in parte hai già risposto alla mia domanda. Un'altra Ok. domanda che ci hanno fatto via messaggio era quella, insomma, sono studente per dire, esce dalle scuole superiori, ha sicuramente un livello di inglese magari buono, ma non elevato, ha l'opportunità comunque di trovare, come hai detto tu, anche voi che li indirizzate nei corsi per migliorare, magari sia prima di partire sia quando si arriva? Sì, allora, a parte che ho notato che i più giovani, cioè proprio quelli che escono dalle superiori, hanno un livello di inglese più alto rispetto invece a chi è un po' più grande. Non lo so se magari perché comunque guardano film in inglese, le canzoni, quindi in realtà sanno tante cose di inglese. Comunque in generale diciamo che noi italiani abbiamo quel livello che si chiama pre-intermediate, che non è neanche intermedio, è un po' meno, che è quello che viene definito in qualche modo scolastico, nel senso delle basi ci sono comunque. Di solito quindi l'ideale sarebbe partire con un livello di inglese alto, se non è possibile si impara sul posto in maniera molto semplice e noi come agenzia ovviamente siamo convenzionati con centinaia di scuole e università in tutta
tutta l'Australia, quindi veniamo pagati dalle scuole e dalle università. Quindi è in questo modo che possiamo avere la nostra agenzia, e la persona che si rivolge a noi alla fine si ritrova ad avere un servizio in qualche modo completo su vari fronti, e se per esempio si vuole iscrivere a una scuola di inglese lo può fare tramite una delle scuole convenzionate e avrà accesso a delle promozioni che offriamo come Just Australia. Quindi questo per dirti che spesso si possono fare dei corsi che non sono costosi, ma che rappresentano, secondo me, un trampolino di lancio in qualche modo, ma anche una bellissima esperienza per conoscere persone da tutto il mondo. Ecco, Ilaria, a chi si rivolge voi? Non so, l'utente medio, se possiamo così dirlo, persone più giovani, meno giovani, cioè l'età media, e magari se hanno già, non so, l'esperienza alle spalle, o se tante volte sono proprio i ragazzi che escono dalle scuole e vogliono fare un'esperienza all'estero. Ma sì, allora sicuramente come target effettivamente l'hai indovinato, nel senso che comunque spesso sono persone, ragazzi che hanno appena finito le superiori, quindi c'è chi magari decide di prendersi un anno di pausa prima di iniziare l'università, o chi invece vuole buttarsi nel mondo del lavoro direttamente all'estero. Quindi questa è una grande fascia, e anche mi immagino che si rivolgano a noi perché i genitori si sentono più tranquilli. Ricordiamo che comunque insomma noi non abbiamo appunto una parcella da pagare, chiunque può chiamarci e farci qualche domanda, allora anche i genitori magari certe volte ci chiamano più di certe volte perché si sentono comunque rassicurati, e poi a loro fa piacere sapere che magari io o il mio staff ha vissuto in prima persona queste cose. Quindi sicuramente c'è una fascia di giovanissimi. Poi c'è una fascia magari post-universitaria, perché comunque studiare in Australia in ambito universitario costa tantissimo, parliamo comunque di una retta che si aggira intorno ai 20.000 euro l'anno, e quindi io la paragonerei sia a un percorso di studio che tu fai come negli Stati Uniti magari. Certo. E quindi perché noi italiani forse dovremmo andare a spendere una cifra così alta quando abbiamo delle ottime università in Italia che insomma paghiamo decisamente di meno. Quindi di solito è anche un percorso che viene fatto post università, e poi devo dire la verità, ci sono anche tante persone invece over 31 e anche over 40, però over 40 diciamo che secondo me è veramente diventa una corsa contro il tempo rispetto all'immigrazione, perché a 45 anni si chiudono tutti i visti permanenti, nel senso o l'hai chiesto entro 45 anni o niente, ma il percorso di immigrazione è lunghissimo. Cioè io per esempio ho ottenuto il passaporto a gennaio, ed è questo il motivo per cui sono tornata in Australia, e quindi dopo 6 anni praticamente che ho messo piede in Australia. Beh, un bel iter che ci hai spiegato bene, sono cose molto interessanti che rispondono ad altre domande che sono arrivate. Un'altra curiosità che avevo, chi vi scrive a livello geografico? Tu mi hai detto, ovviamente sei di Udine, prima della diretta mi dicevi, ovviamente sono tanti che sono di lì, dalla regione arrivano tante richieste, ma ti arrivano dall'Italia in generale, più dal nord, da qualche regione, oppure anche legato al fatto dell'ufficio, giusto, a Milano? Esatto, allora praticamente ho svuotato un po' il Friuli Venezia Giulia. Li hai mandati via. Esatto, scusate. E quello che succede ovviamente è che ho tantissime persone che magari da Udine, poi ricordiamo che io ho vissuto e studiato a Trieste per tanti anni, quindi certo. molte persone mi scrivono proprio perché c'è qualcuno che mi conosce direttamente, oppure non lo so, ho incontrato quella persona che ha detto ma contatta Ilaria, e quindi devo dire che in Friuli effettivamente è un bacino abbastanza ampio, e poi in generale proprio secondo me per la posizione dell'ufficio è tutto il nord Italia, centro Italia, perché comunque è anche più facilmente raggiungibile per le persone che vogliono venire a fare una chiacchierata con noi o partecipare a un seminario, quindi sì, direi che questa è la fascia insomma più dove riceviamo più richieste. Poi invece per quanto riguarda Melbourne e Sydney invece vedo che c'è un interesse ovviamente da tutta l'Italia, perché ovviamente ci si avvicina agli italiani all'estero, insomma di fatto lo facciamo sempre. Ilaria, io so che tu dai tante informazioni utili attraverso i social, ad esempio la pagina Facebook Just Australia. Siamo nei minuti finali, ricapitoliamo un po' una persona che adesso ha ascoltato questa conversazione. Tante volte ovviamente può capitare che ci ascoltano qua dal Friuli Venezia Giulia, chi è impossibilitato a raggiungerti a Milano. Quali sono gli strumenti per mettersi in collegamento con te nel modo migliore?
Ma sì, guarda, noi praticamente lavoriamo tantissimo online, nel senso che ormai anche prima del Covid era veramente facile raggiungerci sui social, quindi non solo sulla pagina di Just Australia, io ho aperto una mia pagina personale che si chiama come me, Ilaria Gianfagna, in modo tale che posso comunicare più velocemente con le persone che non conosco. C'è un canale YouTube dove ci sono io che parlo in continuazione, un po' come adesso, però su tutti gli argomenti che riguardano l'Australia e c'è un sito con il contact form e quindi diciamo che il contatto avviene principalmente attraverso i social e attraverso il sito e così abbiamo anche noi la possibilità di dare anche delle informazioni scritte, video, che in qualche modo secondo me è più facile, oltre che magari solo una telefonata, un incontro dove poi rimane poca memoria. Invece i video è uno strumento che utilizziamo tantissimo. Bene, grazie Ilaria, ci hai dato tanti spunti utili, ma soprattutto hai chiarito tante informazioni che ci avevano chiesto via messaggio, quindi sono sicura che hai dato anche tante risposte ai ragazzi e anche ai meno giovani che avevano chiesto informazioni su potenziali trasferimenti. Io ti ringrazio tanto, vi ricordiamo insomma di seguire Just Australia che ha tantissimi aggiornamenti e informazioni utili per tutti. Grazie tante Ilaria, buon lavoro. Grazie, grazie. Ciao. Ciao, 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 ciao.